Buongiorno da Goro, buongiorno da Leandro Maggi. Igles Corelli, maestro della ristorazione e volto di Gambero Rosso Channel, è riuscito a schierare una squadra di chef stellati per offrire un'alternativa culinaria per fermare l'invasione del granchio blu. Alla presenza di Sua Eccellenza il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, al presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al suo assessore alla pesca Alessio Mammi, con il sindaco di Goro Bugnoli e di Comacchio Negri, la brigata stellata con Fulvio Pirangelini, Gianfranco Vissani, Philippe Level, Valentino Mercatili, Salvatore Tassa e Filippo Venturi, oltre all'organizzatore Igles Carelli, hanno proposto una serie di piatti atti ad esaltare il funesto granchio blu, che sta mettendo in difficoltà un'intera filiera, non solo a Goro ma in tutto il delta del Po, Veneto ed Emiliano. Complimenti inoltre alla location, il ristorante La Marinara della famiglia Furlan, che ha accolto ospiti e prestigiosi operatori nei suoi locali. Che impressione hai come primo impatto di questa giornata? Beh, l'impatto è eccezionale, arrivano tutti gli amici, di conseguenza c'è i chef che ogni tanto ci si incontrano, ma mai tutti assieme, non è mai successo che ci siamo trovati proprio tutti assieme a cucinare. Manca ancora Salvatore Tassa, però. Per definizione lo chef è impegnativo come personaggio, qua ne abbiamo uno molto impegnativo. Questo non è impegnativo, è di questo più. È super impegnativo, però è bravo, bene. Che ci vuoi fare? Però come sei riuscito a unirli questi e come riuscirai a non creare attriti? Beh, intanto ci conosciamo da 40 anni di conseguenza, è 40 anni che li sopporto, che in qualche modo riusciremo a fare. Specificare che la giornata di oggi è l'inizio di un progetto più a ampio respiro che prevede appunto attività promozionale di prodotti a qualità regolamentata e questo progetto prevederà la raccolta di ricette a firma di questi grandi chef presenti oggi, verrà creata una stampa, una pubblicazione, una raccolta di queste ricette e verrà fatta un'attività promozionale quindi su tutti i ristoratori, tutto l'indotto Horeca proprio per promuovere questi prodotti di alta qualità. Adriano Furlan, che è il ristoratore che ha ospitato questa rassegna, lei da ristoratore cosa le sembra? Il granchio blu è un'opportunità, cosa può essere secondo lei? Ce l'abbiamo qui, quindi dovremo sfruttarlo in qualche maniera, vediamo se riusciamo a farlo diventare un'opportunità finché ce l'abbiamo, sperando naturalmente che se ne vada, perché le vongole sono comunque sempre la nostra risorsa. Visto che la Regione ha voluto organizzare questo evento molto bello, perché pensate 7-8 chef stellati tutti assieme non si era mai visto, riusciamo a far capire a tutta Italia, anche fuori all'estero, come si può usare questo granchio, riuscendo, se si può, guadagnare anche lì, insomma, riuscire a portare a casa i soldi che non riusciamo a prendere con le vongole. E ne va di tutto l'indotto, ristoratori e di tutto. Io spero che riusciamo a fare questo. Lei già lo propone nel suo ristorante o è ancora in fase embrionale questa proposta? Allora, io sono a Goro da 6 anni e già 5-6 anni fa c'era il granchio e costava anche perché ce n'erano pochi e l'ho sempre proposto perché gratinato va bene, lavorato bene è una buonissima pietanza. Però di fronte a emergenze nazionali c'è bisogno che ognuno si prenda le proprie responsabilità e dia una mano, perché qui decenni fa c'era miseria, si emigrava, come si emigrava dal resto dell'Emilia Romagna, perché eravamo nel 1946 una delle 3 aree più povere d'Italia. Sono stati i sacrifici dei nostri nonni e dei nostri genitori che hanno garantito alla mia generazione, a quelle altre, delle opportunità che loro manco si sognavano. Noi vogliamo continuare ai nostri figli, ai nostri nipoti, visto che siamo la regione per lavoratori e studenti più attrattiva d'Italia, quindi vuol dire che se qui vengono più che da ogni altra parte, presumono di venire in una terra forte, ricca, che dà opportunità, noi vogliamo continuare a garantire questo e Goro e Comacchio non possono perdere ciò che da poveri, con quella fatica, ma anche quella straordinaria capacità di creare una economia
che attorno alla Vongola ha garantito la crescita di questo territorio, non vogliamo tornare indietro, ma noi vorremmo continuare ad andare avanti. Grazie.